grazie, siete veramente in tanti, fatevi un applauso, grazie, grazie. Ma io devo un ringraziamento particolare, dopo aver portato naturalmente il saluto della città e del sindaco, a quest'uomo che è accanto a me, che penso che sia una risorsa non soltanto calcistica, ma umana. Sei una risorsa per il calcio siciliano e per questo fantastico mondo, perché crei eventi come questi dove riesci a raccogliere tutto il meglio di quello che il nostro mondo esprime, perché lo sport è tanto, lo sport è regole, lo sport è socializzazione, è tutto quello che c'è intorno, e quindi la Lega ti è vicino, il Presidente Morgana ti è vicino con l'intero Consiglio regionale, e porto nuovamente i saluti dell'intera Federcalcio per questa magnifica manifestazione. Stagione 22-23, miglior portiere del campionato di promozione va a Giorgio Pizzolato, Folgore Castelvetrano. Miglior difensore della stagione 22-23, campionato di promozione, Angelo D'Angelo dell'Aspra Calcio. Miglior centrocampista di questa stagione 2022-2023. Vince Simone Di Salvo, super giovane Castelbuono. Miglior attaccante stagione 22-23, Daniele D'Amico, Messana 1966. All'interno della nostra manifestazione ormai da parecchio tempo abbiamo inserito dei premi speciali e quest'anno sono molto contento di presentare i 2 premi dedicati al ruolo Un uomo per lo sport. Il primo personaggio che invito qui sul palco per ricevere il premio Un uomo per lo sport è Fabio Nicosia. Però dobbiamo dire che 20 anni fa, allora come consulente del presidente Tavecchio, proprio mi sono occupato dell'ingresso del beach soccer nella famiglia della LND. Il beach soccer può essere veramente un volano per il turismo, per l'enogastronomia, per le spiagge siciliane, e quindi potrebbe innescare, diciamo, un movimento virtuoso. Sono 2 i premi legati al personaggio Un uomo per lo sport. Il secondo ha avuto anche la fortuna di partecipare già ad un'edizione nel 2014 al cortile Platamone di Catania, ma questa volta il premio è proprio dipinto sulla sua meravigliosa figura sportiva e lo invito qui sul palco. Lui è Nello Russo. È stato un piacere stare con e ti ringrazio di cuore per questa attenzione che ancora hai avuto nei miei confronti. Grazie maestro, grazie ancora, grazie. Bene, non potevano mancare gli ospiti musicali questa sera in questo meraviglioso teatro, e allora sono qui uno dei gruppi più amati dalla Sicilia e non solo, è un connubio perfetto tra parole e musica. Loro sono i Morea! Applauso per loro, eccoli! Vinilla muri, è troppo forte, brucia lume cori. Vinilla muri, come una foglia che cancia colori. Vinilla muri, funanno c'ha la dissoluto amori. Vinilla muri, avena luci più forti do soli. Miglior allenatore stagione 22-23 del campionato di promozione, Gaetano Mirto, Geraci Calcio. Il primo posto come miglior dirigente del campionato di promozione, Mario Patti, FCM 2011, Mister Bianco. Uno dei premi più importanti che inseriamo ormai dalla prima edizione qui all'interno della nostra kermesse del calcio dilettantistico siciliano. È il momento del premio stampa, e il premio stampa 2023 ai Penalty Awards quest'anno va a Marco Carli. Grazie Ettore per questo premio, ringrazio tutti voi. La produzione televisiva è un po' come una partita di calcio, no? Per cui la squadra deve rendere al meglio, per cui è un premio che veramente non sono parole dette a caso, va condiviso con chi ha vissuto con me questa stagione bellissima. Poi segnatamente per quanto attiene il premio al collega Marco Carli, dicevo poco fa, non scherzando, che lui potrebbe fare l'addetto stampa alla Casa Bianca o che so io anche a Buckingham Palace per il suo tratto elegante e veramente, no, veramente per lo stile e la raffinatezza che veramente sono doti non frequenti, non direi rare ma non frequenti purtroppo nella nostra categoria, e faccio ammenda io stesso. Ci ritroviamo qui anche dopo 10 anni
e sicuramente ci sarà ancora tanto spazio negli anni futuri per questa bellissima manifestazione. Buonasera a tutti, mi associo ai complimenti. Ettore, bravissimo, un grande parterre quest'oggi. Tutto parte secondo me dalla base, e la base sono i ragazzi, sono i settori giovanili. Poc'anzi hai presentato appunto Fabio Capuana, che rappresenta nella FIGC anche il cuore pulsante dei settori giovanili, quindi noi siamo felici in qualità di Tornei Giovani Sicilia, ma in qualità anche e soprattutto di giornalista, di dare voce e visibilità a quello che rappresenta il polmone verde del calcio. Hanno bisogno che tutte queste squadre, queste società che impegnano risorse economiche, sforzi, abbiano un po' di lustro, e il calcio dilettantistico ne ha tanto bisogno. E tu ci riesci come al solito alla grande. È veramente una grandissima emozione essere qui. Io ti devo ringraziare anche perché mi hai dato questa opportunità. Ovviamente devo ringraziare chi mi ha portato qui, ossia la San Cataldese, ossia i miei colleghi dello staff comunicazione e stampa. Devo ringraziare tanto la mia famiglia che mi segue sempre. Ci sarebbero tantissimi ringraziamenti da fare, ma in questo momento non posso che dire che sono davvero soddisfatto. Ma c'è anche il merito tuo, non ti sottovalutare. Quindi dar spazio a tutti, dar spazio a chi scrive lo sport, racconta lo sport, vive lo sport, e chiaramente partendo sempre da quel calcio che mi ha visto protagonista quest'anno con il calcio dilettantistico, che per me era un po' una materia per certi versi sconosciuta. Va bene, chissà, magari poi il prossimo anno potresti riabbracciarlo, mai dire mai. Il mio augurio è sempre a te, che stai raccontando perfettamente questo sport e stai raccontando questo territorio sotto il profilo della vittoria. E si passa subito al campionato di eccellenza, lo facciamo con le nomination come miglior portiere ed invitiamo qui sul palco nomination numero 1 Umberto Cirnigliano, città di Taormina, nomination numero 2 Giuseppe Lumia, città di Siracusa, ed infine nomination numero 3 Simone Marino della Don Carlo Misilmeri. Salve, salve. Ciao Umberto, ben trovato anche a Lumia, fresco vincitore del playoff contro la squadra di casa dell'Enna. Vabbè, però è giusto che alla fine ci sia un vincitore, come del resto c'è anche nella competizione dei Penalty Awards. Mi arriva subito la busta, tra poco sapremo chi è il miglior portiere di eccellenza del campionato 2022-2023. Eccola qui, la busta mi dice e mi indica che il miglior portiere è Simone Marino della Don Carlo Misilmeri. Consegniamola a Simone Marino, eccolo qui, subito una battuta. Don Carlo Misilmeri, che comunque ha fatto un campionato un po' strano, Simone, eravate veramente sempre sul chi va là, pronti per raggiungere la vetta della classifica, mancava l'ultimo gradino, poi è andata come è andata, pazienza, però è anche vero che per te è stata anche una bellissima stagione, coronata tra l'altro con la rappresentativa, a dimostrazione che quando si è giovani è bella anche la sconfitta, perché ci si è divertiti giocando a pallone. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi portato qui. Sicuramente è stata una stagione che non ha rispettato le aspettative, però senza dubbio ce l'abbiamo messa tutta. Io volevo ringraziare il direttore Aurelio Bianco e il presidente Tonino Cottone, che non ci ha fatto mancare nulla. E questa è la cosa più bella, soprattutto per voi ragazzi. Umberto, mannaggia,
che è successo? Parte finale, vi è mancato l'ultimo gradino, però che stagione anche per voi della città di Taormina. Una stagione comunque che è andata bene. Sì, assolutamente, poi alla fine hanno vinto i più forti ed è giusto così. Ti ringrazio per la nomination, ringrazio la mia famiglia, tutti, una persona in particolare che è qui sul palco, che è Alfio Torrisi, e grazie a lui se sono tornato qui e gli devo tanto. Bene, mi piace questo, complimenti. E voglio chiudere con il portiere del Siracusa, un Siracusa che ha trionfato qualche giorno fa, volando nel campionato di Serie D in una cornice di pubblico bellissima. Che atmosfera bella quando si è in campo e vedere tutta quella gente sugli spalti. Sì, è stata un'emozione fortissima davanti a quel pubblico spettacolare, 7.000 persone. E per te che sei giovanissimo, un 2004 è quasi un sogno. Sì, sì, è stato veramente bello. In bocca al lupo, buon riposo, buona estate. È il momento del miglior difensore sempre del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Gabriele Franchina della nuova Igea Virtus, Dario Neri dell'Acragas 2018 e Gabriele Scaletta dell'Enna Calcio. Salve, salve, ciao Gabriele, ben trovato anche a questi difensori che insomma sono alti 6 metri, abbondanti, tu un po' di meno, però vabbè, cambia poco. Mi arriva subito la busta, grazie Federica, attenzione perché anche questo è un ruolo importante, quello del difensore, colui che poi diventa fondamentale per difendere e anche quasi per attaccare, perché poi oggi vediamo i difensori che sono dei veri e propri giocatori anche d'attacco, soprattutto quando si gioca a 5. Allora, vediamo un po'. Miglior difensore stagione 22-23, Gabriele Franchina, nuova Igea Virtus. Ti arriva subito la targa, Gabriele Franchina, che tra l'altro per lui ci sarà una seconda apparizione qui sul palco. Al centro, Gabriele, goleador, hai vinto la Coppa, hai vinto il campionato, cosa ti manca? Tra l'altro stai per diventare di nuovo papà, o sbaglio? La prima volta. La prima volta? La prima volta, sì. Diciamo quest'anno è stata un'emozione bellissima. Fare bene, soprattutto a casa, ha un valore aggiunto, quindi non posso fare altro che ringraziare il mister, società e i miei compagni di squadra. Barcellona Pozzo di Gotto che finalmente ritorna ad abbracciare una categoria importante. Rimani a Barcellona? Rimani a casa? Sì, penso di sì. Finalmente diciamo che l'Igea ritorna nei palcoscenici importanti. Meritati. Abbiamo qui un altro giocatore che il campionato l'ha vinto, l'Acragas, a dimostrazione che quest'anno Agrigento ha fatto un grandissimo campionato, un campionato tra l'altro difficile perché nel vostro girone insomma c'era pure l'Enna che vi ha fatto penare fino all'ultimo, con anche il Pro Favara che non era certamente una squadretta di poco conto. Avete vinto un bel campionato, adesso ritorna Agrigento in Serie D. Che succederà secondo te? Innanzitutto grazie di avermi portato qui e buonasera a tutti. È stato un campionato, come hai detto tu, intenso perché fino alla terz'ultima giornata eravamo a pari punti. Ce la siamo giocati fino alla fine uno doveva salire in Serie D e per fortuna siamo andati noi. Agrigento non so, spero che facciano una squadra competitiva perché il campionato di Serie D è un campionato tosto. Molto difficile. Dario Neri dell'Acragas. E chiudiamo con il terzino di fascia di questo Enna che sino all'ultimo ha toccato la Serie D, poi è andata come è andata. Tra l'altro qui ho i dirigenti dell'Enna nel parterre, un saluto particolare, complimenti, a prescindere da come è andata la stagione rimane un campionato veramente da incorniciare, anche per te perché sei stato un po' la scoperta anche da parte del mister che ti ha inserito e sei diventato un punto fermo. Beh, sicuramente a livello di crescita calcistica per me è stato un anno veramente importante. Allenarsi con giocatori molto forti come Cocimano che è qua presente, a Citiacono, a Gudiac e molti altri giocatori è stato impegnativo ma anche molto bello. Si acquista molto?
Esatto, inoltre voglio ringraziare anche i presidenti per la disponibilità che hanno avuto nei nostri confronti e anche per la stima e la fiducia che hanno avuto nella mia persona dal primo all'ultimo giorno. Bene, complimenti, parlano già da professionisti questi giovani. Grazie ragazzi, andate a riposarvi perché sarà un'estate brevissima, tra poco si ritorna in campo con il ritiro. Grazie. Miglior centrocampista del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Fabio Bossa del Pro Favara e Santo Privitera del Siracusa Calcio. Ciao Santo, ciao Fabio, mettiamoci al centro, mettiamoci al centro. Non sono due giocatori qualsiasi, ve lo dico io, ma lo avete abbondantemente capito. Basta vedere il loro curriculum e vedere anche la stagione che avete fatto. Insomma, tu l'hai ritoccata di nuovo questa Serie D, ma tu, insomma, la Serie D l'hai pure giocata, vinta e tante altre volte da protagonista tra i professionisti. Vediamo subito chi si porta a casa la palma del migliore, però abbiamo detto che conta poco perché la cosa più importante è stare in nomination. Vediamo un po'. Allora, miglior centrocampista stagione 22-23 del campionato di eccellenza, Santo Privitera del Siracusa Calcio. Santo, hai praticamente vinto ovunque in questi ultimi anni, Canicattì, Giarre, sei ritornato a Siracusa, hai vinto questo campionato in maniera straordinaria. Non decidi assolutamente di fermarti perché le voci dicono no, ancora qualche annetto, ma insomma fisicamente sei ancora integro, perché fermarsi? No, va bene, siamo stati anche un po' fortunati, ci proviamo ogni anno e fortunatamente ci stiamo riuscendo a vincere sempre. Tra l'altro la cosa più particolare è che continuano a richiederti veramente tantissime squadre, no? Per fortuna, sì. Meglio così. Sì, Meglio così. E sono contento di questo. Assolutamente. Vuol dire che stiamo facendo bene. Bravo, bravo, Santo Privitera. Fabio, Favara che si sta preparando a luci spente per la prossima stagione, ma le voci dicono che stanno allestendo una grande, straordinaria forza di campionato. Rimani a Favara la prossima stagione? Sì, rimango a Favara. Allora le voci sono vere che insomma si sta costruendo un bel progetto per tentare il salto in Serie D. Dicono di sì, dobbiamo migliorare sicuramente il campionato fatto lo scorso anno, quindi le ambizioni sono alte e ce la metteremo tutta per soddisfarle. Beh, quest'anno avete fatto i playoff, il prossimo anno come minimo la finale playoff. Abbiamo perso contro l'Enna, a cui sono arrivati fino in fondo, e abbiamo perso il campionato nel senso con l'Agragas, che erano due squadre molto forti, forse di categorie superiori, quindi noi abbiamo fatto il nostro campionato. Bravi loro che hanno vinto e mi dispiace per l'Enna che ha perso la finalissima. Pazienza. Grazie ragazzi, buon riposo, buona estate, a prestissimo per la prossima stagione. Grazie, i due centrocampisti del campionato di eccellenza. Il terzetto che fa tanti gol puntualmente ogni stagione. È il momento delle nomination quale miglior attaccante ed invito qui sul palco nomination numero 1 Antonino Carbonaro della Leonzio 1909, Salvatore Cocimano dell'Enna Calcio e Calogero Lapiana del Pro Favara. Quanti gol? 24, 26. Lapiano un po' meno di 26. Quanti sono stati quest'anno? 14, va bene. Vi conoscete tutti perché in campo siete degli assoluti protagonisti. Mi arriva subito la busta, anche questa ragazzi, che dirvi, è una busta pesantissima perché ogni volta la busta dell'allenatore, la busta dell'attaccante è sempre quella molto difficoltosa, però dobbiamo aprirla e scoprirla insieme. Miglior attaccante stagione 22-23 campionato di eccellenza Antonino Carbonaro Leonzio 1909. Subito Antonino Carbonaro che bissa
in un certo senso la stagione meravigliosa dello scorso anno. Una Leonzio, anche lei a un passo, ha perso nei supplementari con il Taormina, però la vostra tenacia poi alla fine ha fatto sì che anche voi potevate tentare quantomeno di giocarvi la finalissima. Alla fine ce la siamo giocata con tutti, i sacrifici del gruppo hanno ripagato bene. Bene, bene, adesso vedremo cosa succederà la prossima stagione. Peccato per questo infortunio, perché è arrivato nel momento sbagliato in una partita importante contro il Siracusa e sei sceso in campo stringendo i denti. Questo me l'ha raccontato proprio la scorsa settimana, però anche la tua stagione è stata pazzesca, sei stato pazzesco veramente, un'enna trascinata dai gol di Cocimano e non solo. Intanto grazie, buonasera a tutti, ti ringrazio per l'invito. Sì, siamo stati, diciamo, un po' sfortunati alla fine, però sapevamo che non era facile vincere. Abbiamo incontrato due volte due grandi squadre, l'Agregas e il Siracusa, che meritavano anche loro di vincere. Qualcuno doveva perdere e questa volta siamo stati noi. E vabbè, sarà per la prossima stagione. Calogero La Piana, che è andata a giocarsi una stagione pazzesca anche in quel di Favara, contribuendo a far diventare questa squadra agrigentina una brutta gatta da pelare per tutti, perché ogni volta che giocavate, insomma, tutte le squadre dovevano giocarsi quasi una vita per battervi. Eravate veramente arcigni, decisi, determinati. Complimenti. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sì, no, onestamente diciamo che quest'anno abbiamo fatto un ottimo campionato e chiunque magari ci incontrava sia a Favara che fuori casa, noi ci giocavamo la partita come è giusto che sia, quindi siamo contenti e speriamo che l'anno prossimo facciamo qualcosa di importante. Rimani a Favara? Sì. Benissimo, quindi è la conferma che questa squadra che state costruendo a Favara è certamente importante. Grazie ragazzi, buon riposo, buona estate, alla prossima. Grazie Cocimano, Carbonaro e La Piana. Lei è una voce femminile bellissima, è giovanissima, un talento straordinario che non poteva certamente mancare qui ai Penalty Awards. Lei si chiama Ludovica Leotta e ci canta Bye Bye Bye. Quest'estate voglio solo viverla così, tanto sole, tanto mare, tanto ghiaccio nel jean. Viaggiare tra Dubai, Mykonos e Bali, svuotare le mie tasche e togliere anche i jeans. Ho voglia di ballare adesso bye bye, sono stata chiusa in casa adesso bye bye bye. Ho fatto le valigie e parto per le Hawaii, tu gira la tua roba e mettiti nei guai. Se chiamerai sarò offline, se mi vedrai sarà outline. Se mi vorrai mi seguirai, mi cercherai ma non mi avrai. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye, bruciamo le distanze, dai dai dai, facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Quest'estate voglio solo viverla così, tanto sole, tanto mare, tanto ghiaccio nel jean. Viaggiare tra Dubai, Mykonos e Bali, svuotare le mie tasche e togliere anche i jeans. Offrimi da bere, non ci casco più, un giro sullo yacht fino a Malibu. Ho fatto le mie scelte, tu che scelte fai? Passi ancora le tue notti a metterti nei guai. Se chiamerai sarò offline, se mi vedrai sarà outline. Se mi vorrai mi seguirai, mi cercherai ma non mi avrai. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye, bruciamo le distanze, dai dai dai, facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye, bruciamo le distanze, dai dai dai, facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Memorizza il mio nome, ma cancella il mio numero. Non mi faccio le stories, tanto meno le pubblico. Guarda già ti ho bloccato, ancora prima di subito. Poi ti dico che mi manchi ma ne dubito. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye, bruciamo le distanze, dai dai dai, facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye, bruciamo le distanze, dai dai dai, facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te.
Grazie mille. Ludovica Leotta. Grazie mille. Brava. Grazie. Buona fortuna con questa canzone dell'estate. Grazie Grazie, mille. bye. Ludovica Leotta, giovane, brava e soprattutto un vero e proprio talento musicale. Ritorniamo a parlare di personaggi importanti che ci vengono a trovare all'interno di questa 10ª edizione dei Penalty Awards. Adesso un altro premio certamente di quantità e di qualità. Personaggio TV per questa stagione 2023, il nostro amico di tutti, Carmelo Caccamo. Carmelo, devo chiamarti Carmelo o signora Santina? Io non sono cristiano intanto. Come stai? Buonasera a tutti. Dico, io penso di essere nel posto sbagliato stasera. Assolutamente no. È nel posto sbagliato? No, dico perché sono proprio non c'entra niente col calcio. Ma manco con lo sport, assolutamente. Proprio direttamente. No, mi volevano in una squadra ora. Quale? Fallivo, magari la società. E qual è? No, non c'è più. Ah, non c'è proprio, quindi non ha senso più parlare. Quindi abbiamo capito che non hai un bel rapporto con il calcio e con lo sport, però hai un rapporto meraviglioso con il pubblico televisivo. Col cibo pure. Vabbè, col cibo, va bene, lasciamo stare, non ce ne frega niente. Perché noi sappiamo però che hai un rapporto, come ho detto poc'anzi, bellissimo con il pubblico televisivo, perché quest'estate, insomma, sarai in tour dopo il grande successo di live show con Cristiano. I tuoi sketch sono stati ormai immortalati anche dalla rete e il trionfo è diventato grandioso. Grazie. Intanto sono felice di rivederti. Sì, ci proviamo a far ridere il pubblico, ci proviamo a fare divertire. Oggi mi hai preso per i capelli, perché in questo momento, dopo l'esperienza di Incastrati 2, sono di nuovo sul set con Figare. Sapevamo anche questa cosa. Stiamo girando Fic e Pic, per adesso si chiama così il film, è segreto. Tutto top secret. È Fic e Pic per adesso 8. E ci divertiamo, ripartiremo a novembre con un'altra edizione di live show ancora più lunga, forse faremo il lunedì, il martedì e il mercoledì, quindi un impegno ancora più costante, però ci mettiamo del nostro. E quindi è giusto a questo punto premiarti come personaggio TV ed invito qui sul palco un amico anche del calcio dilettantistico siciliano, Anthony Di Stefano, che ci raggiunge per consegnarti il premio come personaggio TV 2023. È anche vero che qui comunque ti seguono tutti, cioè anche se sono uomini di sport amano anche la televisione e tu l'hai saputa raccontare con, insomma, i tuoi momenti insieme a Cristiano. Devo essere sincero, siamo fratelli, lo dico sinceramente, siamo dei grandi fratelli e forse andiamo a genio al pubblico per questo, perché veramente ci vogliamo bene e veramente io ce ne faccio di tutti i colori, quindi... Lo abbiamo visto. Allora consegniamo ad Anthony Di Stefano la targa di Carmelo Caccamo, sarà lui stesso, con grande piacere, bene, grande. E sei un amante anche del buon vino? Sono un amante del buon vino e poi è un vino di famiglia, quindi lo conosco bene. Benissimo, Foti Randazzese, eccola qui la bottiglia. Mi avvicino un attimo anche ad Anthony. Allora Anthony, il tuo ruolo nel contesto del calcio c'entra poco, volendo, con la figura artistica, ma straordinaria. Abbiamo condiviso anche degli studi televisivi e radiofonici. Addirittura studi televisivi, radiofonici, quindi allora vuol dire che lui è uno che può fare anche, oltre che l'artista, il calciatore? Carmelo, se rinasce fa il calciatore, perché ha capito come funziona il meccanismo, quindi se rinasce vuole fare il calciatore. Che ruolo farai? Difesa, a me piace la difesa, no veramente, dico, nel calcio mi piace la difesa. Diventa un muro, batterlo è impossibile. Il connubio sport è stato importante nel tuo percorso ultimo con il Catania, che ha trionfato in questa meravigliosa stagione. Adesso che cosa succederà? Secondo te ci sarà un rivoluzionamento, ci sarà una Serie C, una Lega Pro importante? Come vedi? Ma guarda, intanto vedo il DS Laneri, i viaggianti che già sanno benissimo cosa ci sarà il prossimo anno e cosa accadrà. Vedo anche il buon Angelo Patanè che già nella sua testa immagina cosa racconterà per la prossima stagione. Credo che il nostro compito non è quello di sostituirci, insomma, a chi già deve
costruire il sogno non soltanto per la piazza di Catania, ma anche davvero per chi crede fortemente nel valore dello sport e del calcio. Per cui insomma lo lasciamo a loro. Noi abbiamo il piacere di raccontare, anche con tante volte qualche piccola critica, qualche polemica, ma anche questo. Quella cosa ci piace però. Il gioco, assolutamente. E se mi permettete, anche se non c'entra nulla con la tua domanda, siccome posso soltanto capire e immaginare cosa significhi organizzare un momento come questo, Carmelo, lo posso soltanto immaginare, che follia è una cosa di questa, credo che tutti noi dobbiamo un applauso invece a Ettore Tortorici per questo pomeriggio. Grazie, grazie. Abbiamo la targa ricordo anche per Anthony Di Stefano con la bella bottiglia di Tenute Foti Randazzese. Grazie, grazie. Buon tour, perché so che sei in tour e ti divertirai e farai divertire. Grazie Anthony, grazie, grazie, grazie. Anthony Di Stefano e Carmelo Caccamo. E adesso mi arriva uno dei momenti più drammatici del presentatore ai Penalty Awards, l'apertura della busta dedicata al miglior allenatore della stagione 22-23. Lo dico con questa enfasi perché vi posso assicurare che la busta è stata chiusa ieri sera a mezzanotte, perché sino all'ultimo si cercavano delle soluzioni, la soluzione forse quella scelta è quella giusta, però vi posso anticipare che per noi i 3 che vanno in nomination meritano ampiamente un applauso del pubblico e sono tutte e 3 dei vincitori morali. Invito qui sul palco la nomination numero 1, Gaspare Cacciola del Siracusa Calcio, Pasquale Ferrara della Nuova Igea Virtus e Nicola Terranova dell'Acragas 2018. Eccoti qua, Gaspare Cacciola, Nicola Terranova è il mister più colorato del campionato di eccellenza. Ferrara, tutte e 3 al centro, Gaspare con una finale playoff pazzesca contro l'Enna. Poi c'è stato Nicola che sappiamo tutti con la sua calma è riuscito a trascinare l'Acragas e poi la sua goliardia, il suo modo anche di prendersi sul serio, ma non solo, il nostro mister Ferrara della Nuova Igea che addirittura ha fatto il double, Coppa e campionato, quindi potete immaginare. Allora, mi arriva questa busta, vabbè, tocca a me aprirla, mi metto da questa parte, tocca a me aprirla. Miglior allenatore stagione 22-23, Pasquale Ferrara, Nuova Igea Virtus. Eccola qui la targa, Pasquale, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Hai sorpreso tutti. Sei ritornato a Barcellona, hai vinto il campionato, hai vinto la Coppa, è stata veramente una stagione che sino all'ultimo sembrava pazzesca, lo è ancora perché sono passati mesi ma ancora c'è questo alone di vittoria che aleggia in tutto l'ambiente di Barcellona. Beh, diciamo che grazie anche a Gaspare che ci ha fino alla fine fatto... l'avete battuti all'ultimo istante. Lo so, però dico un campionato che io ricordo degli ultimi 20 anni, non ricordo un campionato così entusiasmante rispetto al finto campionato dell'anno prima. Questo è stato un campionato vero, grandi squadre, grandi allenatori, grandi società e grandi investimenti. Noi magari all'inizio non eravamo una squadra che doveva vincere, sì, Barcellona Pozzo di Gotto ha un passato glorioso, però voglio, con tutto il rispetto, c'erano squadre più organizzate dal punto di vista economico e noi non lo siamo. Però il calcio è bello del calcio, non vince chi spende di più. È vero, è vero, è vero. E voi l'avete vinto con un budget giusto, ma con dei giocatori anche importanti. Lo hai assaporato, l'ho detto poc'anzi, in una partita meravigliosa contro l'Enna, in un secondo tempo veramente da transagonistico. Ci sei riuscito, un'altra bella soddisfazione, un tassello ulteriore per una carriera che già è meravigliosa, un Siracusa che merita ampiamente forse un po' più della Serie D, credo. Intanto buonasera a tutti e grazie come al solito per l'invito. È stato sicuramente un percorso lungo, basti pensare che abbiamo finito domenica. Sicuramente non era facile, in campionato il mister, come diceva prima, è stato
bellissimo anche quello, poi la finestra dei playoff per noi è stata un'ulteriore possibilità, e quello che bisogna sottolineare è che comunque sono state due finali andata e ritorno che ha vinto lo sport, sia a Enna che a Siracusa, e c'è stata veramente una grande cornice di pubblico, e penso che anche l'Enna sia meritevole dell'approdo in Serie D, e mi auguro che possa essere realtà. Credo che ci riuscirà, credo che ci riuscirà. Ma tu che fai? Mi torni indietro? Cioè vinci un campionato di eccellenza con una piazza importante e poi torni indietro? Intanto grazie, buonasera. No, mi ricorda un po' Boscaglia quando vinceva i campionati e tornava indietro, poi la possibilità del Trapani, spero che sia la Nissa il mio Trapani, quindi non è un passo indietro, è un percorso che devo, probabilmente ce ne sono migliori di me in D e quindi ancora devo migliorare. No, questo non credo. Siete tutti già pronti abbondantemente per il campionato di Serie D. Essere in questo parterre lo dimostra. Grazie ragazzi, complimenti, buona estate. Ciao Nicola, ciao Gaspare, ben trovato, e soprattutto un augurio anche a Ferrara per la prossima stagione nel campionato di Serie D. Pronti adesso per il ruolo del dirigente, sempre nel campionato di eccellenza. E vado subito ad invitare qui sul palco Benedetto Bottari, direttore sportivo della nuova Igea Virtus, Salvatore Castorina del Siracusa Calcio ed Ernesto Russello dell'Acragas 2018. Direttore, 3 direttori, adesso arriva il terzo, eccolo qua, Salvo Castorina. Beh, se poc'anzi ho detto che per gli allenatori il dubbio c'è stato sino all'ultimo, vi posso assicurare che anche per il campionato di eccellenza riguardante il ruolo del dirigente non si è chiusa ieri sera a mezzanotte, ma si è chiusa il giorno prima, con tante discussioni e probabilmente anche con una sorpresa, perché non era mai successo, e ve l'ho anticipata questa cosa. Mi porgi per cortesia la busta? Ah, la busta non la devo aprire io, la deve aprire un dirigente importante del calcio siciliano, ed invito qui sul palco il presidente onorario dell'Atletico 94, Franco Proto. Non l'ho aperta ancora, presidente. Che bel terzetto, presidente, come sta? La vedo informissima. Allora, attenzione presidente, io so già in un certo senso cosa c'è scritto. Qual è la mia dedizione, qual è la mia propensione, Castorina? Non lo so, io non... No, nel senso che comunque è stato uno dei miei... Lo conosciamo bene, gliel'ho portato io all'Atletico, va bene, questa cosa è una vecchia storia. Interpreta una cultura d'impresa, un modo di essere, un modo di fare che l'ha dimostrato in questi ultimi anni. Però ancora deve aprire la busta. Questa è una sua... Questo è il vostro board, avete deciso voi, i profili li avete valutati voi, avete riconosciuto quelle abilità che sicuramente tutte e tre hanno, però la mia era soltanto un'indicazione passionale, una testimonianza dovuta a uno che è cresciuto con noi e che interpreta oggi quelli che sono i comportamenti che bisogna tenere nel mondo del calcio, la politica del rigore, la politica della correttezza, la politica dell'onestà, soprattutto nel mondo dilettantistico. E se lo dice un dirigente doc bisogna crederci. Allora le anticipo che per la prima volta ai Penalty Awards c'è un ex equo. Quindi sono 2 i vincitori di questa categoria per quanto riguarda il ruolo dei dirigenti. Quindi sarà lei a comunicarci i 2 nomi. A questo punto ho bisogno di un aiuto, no? Vabbè, succede. Ernesto Russello, Agragas 2018 e Salvatore Castorina, Siracusa Calcio. Ecco, non era mai successo, siamo riusciti ad accontentare tutti perché ne abbiamo scelti 2 su 3 e passiamo a questo punto, possiamo già consegnarli a Castorina e al direttore Russello. Faccio subito una domanda ad Ernesto Russello che seguirà le orme anche di mister Terranova approdando forse... No, è al contrario, lui segue me. Ah, addirittura, giustamente, spesso e volentieri è al contrario, anzi continua ad avere un obiettivo, quello di vincere in una piazza importante come quella di Caltanissetta. No, l'obiettivo è quello di fare bene, di fare un campionato di vertice, poi ci saranno pure gli avversari. Con grande rispetto. Assolutamente sì.
Tra l'altro la parola rispetto tu la conosci molto bene perché hai dimostrato negli anni di averne tantissimo. Salvo Castorina, sono contento, come ha detto bene il Presidente, ha ricordato i nostri passati, lui era il capitano di quella Berretti, Presidente, e sappiamo benissimo che si parte pian pianino, il tuo percorso è sempre in crescita, hai portato questo Siracusa finalmente in una categoria importante, adesso forse il difficile arriva? No, intanto io devo ringraziare sempre la proprietà perché mi ha messo nelle condizioni di poter fare quello che abbiamo fatto. Poi se decideranno di riconfermarci cercheremo di fare il massimo per il Siracusa come abbiamo fatto fino a domenica. Poi il Presidente posso solo ringraziarlo perché ero piccolissimo e lui mi dava le pacche sulle spalle come sempre, quindi mi illuminava e molto di quello che faccio adesso lo identifico nel suo, Ti ha ispirato. nel suo modo di essere, nel suo modo di lavorare. Che bel complimento, Presidente. E la nuova Igea, vabbè, non porti a casa il primo posto, ma è come se lo fosse, una nuova Igea che è costruita per questo grande pianeta della Serie D, dove secondo me dovete per forza essere protagonisti, perché la provincia è una provincia che è abituata anche a giocare a grandi livelli. No, sicuramente è una piazza importante, sicuramente stiamo cercando di prepararci. Stiamo compiendo i primi passi in vista della nuova stagione, ci cogliamo questi ultimi giorni di festeggiamenti, però siamo già al lavoro da qualche settimana. Bene, bene, buon lavoro perché la stagione che si prepara è sempre molto difficile. Presidente, vogliamo consegnarle anche a lei la targa ricordo di questa sua bella partecipazione, la seconda perché lei è stato presente nel 2017, io ricordo tutto. Il ricordo credo che sia un passaggio fondamentale, perché qui mi sono fatto un bagno oggi di rapporti storici, di quando allenavo e incontrato Iusò Sorbello, giocavo e incontravo Iusò Sorbello e poi tutti i miei ex calciatori, da giocatori e fra tutti Pietro Infantino, il mio capitano inossidabile, ma soprattutto per il senso di amicizia, del rispetto che deve e che lui dà al mondo del calcio. Ecco, questa è la mission che bisogna avere e soprattutto la visione, cioè la nuova classe dirigente nel mondo soprattutto dilettantistico deve lavorare soprattutto sui giovani, la vocazione deve essere questa, individuando quelle che sono le abilità e soprattutto le squadre, io dico si costruiscono dopo, prima bisogna costruire le società, bisogna costruire il management, la direzione, bisogna formare quelli che sono i dirigenti e credo che questo sia il criterio di selezione dei profili di tutti i candidati. Giusto, Presidente. Targa ricordo per Franco Proto con la bottiglia anche di Tenute Randazzese, la busta la possiamo riconsegnare alla nostra Federica, grazie Presidente, grazie anche ai direttori, buon lavoro per la prossima stagione, grazie per essere stati presenti ai Penalty Awards, grazie, grazie. All'interno della nostra manifestazione partner importanti che hanno fatto sì che ancora una volta la passerella del calcio dilettantistico possa avere la sua giusta location e la sua giusta sinergia. Ed invito qui sul palco alcuni partner che hanno accompagnato sia la trasmissione penalty ma soprattutto l'evento dei Penalty Awards, ovvero Arialdo Giammusso della Royal Frigo, Andrea Spina e le tenute Foti Randazzesi con Giacomo Foti in prima persona e soprattutto un amico anche di penalty, il rappresentante di Giada Immobiliare Giuseppe D'Antone, che invito tutti insieme qui sul palco perché le sponsorizzazioni aiutano lo sport, aiutano il calcio e fanno sì che insomma la platea possa essere raggiunta da tantissima gente. Ciao Arialdo, ben trovato, dirigente sportivo tra l'altro. Giuseppe D'Antone, Foti, che qui stanno già gustando il tuo vino, e Andrea. Allora, iniziamo dal Presidente perché io lo continuo a chiamare Presidente perché, diciamolo pure, è un dirigente sportivo, ex Presidente della Nissa, ma ha dimostrato che non riesce a stare lontano dal calcio perché lo vive anche in maniera trascinante ogni settimana, a prescindere dalla sponsorizzazione. Che stagione è stata per te quest'anno? Beh, è stata una bella stagione, con la mia esperienza anche in prima categoria, ho fatto quasi tutti i campionati. Hai vinto anche il campionato con il Real Suttano. Ho dato un grosso contributo alla vittoria del campionato del Real Suttano, che il prossimo anno sarà in promozione. Ma quello che voglio ringraziare sei tu, Ettore, per l'impegno che ci metti sempre, per quello che fai vivere su questo palco e nelle tue trasmissioni
quello che è il calcio vero, il calcio fatto dai ragazzi che corrono con un pallone per le strade, che si allenano nei campetti e poi che ha la sua apoteosi la domenica nei 390 comuni, negli stadi dei 390 comuni della nostra bellissima terra. Quindi tu fai tanto per il nostro calcio, che ricordo non è il calcio dei miliardari, è il calcio della gente vera, dei calciatori veri, dei dirigenti veri che stanno assieme alle squadre, come piace fare a me e come piace fare a tutti i colleghi dirigenti calcistici di questa Sicilia. Abbiamo un grande patrimonio, i nostri ragazzi, le nostre squadre, e dobbiamo sostenerle, fare grandi sacrifici, grandi sforzi, perché il calcio non è soltanto la Serie A o le grandi categorie, ma il calcio siamo noi. Il calcio siamo noi, giusto Presidente? E il calcio però spesso e volentieri si lega all'imprenditoria, no? Perché comunque le sponsorizzazioni, come ho detto poc'anzi, aiutano chi vuole fare calcio, perché il sostentamento, non dico che diventa basilare, però diventa importante. È chiaro, io chiaramente per chi non mi conosce sono un piccolo imprenditore, una piccola catena alberghiera, ho rivisto tanti amici qua perché su Catania, provincia e adesso anche su Barcellona con le nostre strutture, grazie al calcio siamo sempre in movimento e ho avuto il piacere di rivedere tanti professionisti a prescindere dalla categoria che sono stati ospiti nostri. Il compito degli imprenditori locali in questi casi è quello di dare un po' più di ascolto a queste società che fanno veramente uno sforzo enorme e quindi l'unico merito che ci prendiamo magari è quello di essere un po' più attenti, ecco, e di essere un po' più vicini a queste società che fanno un grande sforzo. Grazie per esserci e grazie anche a Giada Immobiliare. Beh, lui lo conosciamo, è un portiere anche di categorie importanti, che adesso ha messo un po' da parte il ruolo dell'allenatore perché l'imprenditoria aiuta a crescere anche nello sport. Sì, intanto buonasera a tutti. Come hai detto tu, quest'anno l'ho vista un po' così alla finestra, mi sono dedicato al lavoro e dico sono onorato di aver contribuito al penalty e poi, come dicevano altre persone, mi ha fatto piacere vedere tante persone che dai presidenti e tanti compagni passati e sono delle veramente Ettore, e poi ritorno a quello che hanno detto tanti altri. Io ho avuto modo di conoscerti, veramente non voglio fare retorica, un professionista, sono entrato con te in sintonia da subito e sono molto contento di quello che fai in questi 10 anni, veramente per me è un piacere essere qui e contribuire a questo evento. Grazie per esserci stato e un grazie anche al vino buonissimo che tra l'altro potete degustare proprio nel foyer del teatro, questi vini che sono veramente cultura della nostra terra siciliana, soprattutto della provincia di Catania, soprattutto di Nicolosi. Esatto, grazie a tutti e grazie a te per averci invitato e per averci permesso di essere partner di questa kermesse. Sì, noi siamo una piccola realtà familiare alle pendici dell'Etna, quindi sul versante sud, Nicolosi, vigne vecchie, viticoltura eroica, è una piccola azienda familiare e noi cerchiamo appunto di portare avanti quello che è il nostro territorio e quello che sono le eccellenze appunto della nostra terra. Questa è un'azienda che insomma crescerà anno dopo anno. Anche per voi il ricordo della vostra presenza qui all'interno dei penalty, abbiamo una targa per ricordare appunto questa serata al Teatro Garibaldi di Enna, Giacomo Foti, Giuseppe D'Antoni, Giada Immobiliare, perché è giusto anche nominare il partner, abbiamo Arialdo Giammusso della Royal Frigo ed infine Andrea Spina, imprenditore negli alberghi più belli della nostra terra. Grazie per essere stati con noi, grazie, grazie, grazie. Il premio alla carriera sportiva è uno dei premi più belli della nostra manifestazione. Negli anni si sono succeduti nomi importanti del calcio nostrano, ma soprattutto del calcio nazionale, e anche quest'anno abbiamo un personaggio del calcio nazionale a cui dedichiamo il premio alla carriera. Con noi Marco Biagianti. Marco
Biaggianti, nome e leggenda del calcio Catania, ma nome e leggenda del calcio italiano. Marco, è anche vero che hai legato la tua vita a Catania, però sappiamo benissimo anche i tuoi trascorsi in altre bellissime piazze. Catania ti è rimasta nel cuore, hai messo su famiglia, sei nella grande nuova famiglia del Catania ex SSD, però so che sotto sotto la tua nuova ambizione è quella di fare l'allenatore. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per questo riconoscimento. Chiaramente da fiorentino essere in mezzo a tantissime eccellenze siciliane mi fa molto onore, quindi chiaramente ti ringrazio ancora e sono molto orgoglioso di questo. È stato un anno speciale per il Catania, un anno diciamo anche fuori dal campo, abituato per tanti anni a essere in campo. Ho fatto un percorso molto importante nella mia vita da calciatore, con tantissime soddisfazioni tolte, in mezzo a tanti sacrifici di tanti ragazzi anche che ho visto qua, e adesso devo costruire un nuovo percorso, quindi quest'anno ho fatto il team manager, sono stato al fianco del direttore Laneri e del mister, insomma della società. È stato impegnativo, però sono sempre percorsi di crescita. Ieri ho chiuso il corso di UEFA come allenatore professionista, quindi insomma sono tutte grandi cose che mi fanno crescere. Hai tante vie davanti a te, adesso spetta solamente a te scegliere e siamo sicuri che ancora una volta sarà la via vincente. Consegniamo a Marco Biaggianti il premio alla carriera per quanto riguarda i Penalty Awards 10ª edizione. Tu che sei ormai diventato siciliano sicuramente gusterai i vini della tenuta Foti Randazzese. Sì, assolutamente. Mi piacciono sia i vini che la birra artigianale, ne approfitto, produco birra artigianale in Sicilia, a Mascalucia, e quindi insomma altre cose. Sei entrato proprio dentro ormai il meccanismo della sicilianità. Sì, amo la Sicilia ormai da tanti anni, ho costruito mia famiglia, ho 2 figli, quindi di Catania, dai. Bene. Sono molto legato. Grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Marco Biaggianti, premio alla carriera. Adesso è arrivato il momento di far rivivere le emozioni della danza e lo facciamo con l'esibizione del gruppo coreografato e guidato da Marianna Tomagra. Loro sono Punto Danza e vengono da Scordia. E le mie gambe han camminato tanto e la mia faccia ha preso tanto vento e con i miei occhi ho visto tanta vita e le mie orecchie tanta ne han sentita e le mie ossa han preso tante botte e ho vinto e ho perso dentro a tante lotte. Mi sono steso su 1000 lenzuola cercando il fuoco dentro a una parola e c'è una parte dell'America che assomigliate quei grandi cieli senza nuvole con le farfalle, con le aquile, e c'è una parte dentro all'Africa che assomigliate una leonessa coi suoi cuccioli che lotta sola per difenderli e le mie braccia hanno afferrato armi e tanta stoffa addosso a riscaldarmi e nel mio petto c'è un motore acceso fatto per dare più di quel che ha preso e le mie mani hanno applaudito il mondo perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te e le mie gambe han camminato tanto e la mia faccia ha preso tanto vento e con i miei occhi ho visto tanta vita e le mie orecchie tanta ne han sentita e le mie mani hanno applaudito il mondo perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te e c'è una parte della mia città che assomigliate quella dei bar con fuori tavolini e del silenzio di certi giardini e c'è una parte della luna che assomigliate quella dove si specchia il sole che
ispira musica e parole. Baciami, baciami, baciami. Mangiami, mangiami, mangiami. Lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi. Scusami, scusami, scusami. Usami, usami, usami. Credimi, salvami, sentimi. E c'è una parte della vita mia che assomiglia a te, quella che supera la logica, quella che aspetta un'onda anomala. E c'è una parte in Amazzonia che assomiglia a te, quelle acque calde e misteriose, le piante medicamentose. Punto danza con le coreografie di Marianna Tomagra. Eccola qui, la maestra di questo gruppo meraviglioso di Scordia della provincia di Catania. Un'energia che trasmetti alle tue ragazze, ai tuoi allievi in una maniera così spontanea, creando all'interno di Punto Danza una famiglia che probabilmente è il punto migliore per costruire il successo anche e la carriera dei tuoi ragazzi. Verissimo, intanto grazie mille Ettore per averci invitati, ne siamo veramente orgogliosi e felici. Sì, effettivamente noi ci riteniamo di essere una grande famiglia, perché è proprio nella famiglia che si cresce meglio. E si cresce anche bene, perché vedo che questi ragazzi hanno un percorso di crescita futuro meraviglioso. E noi vogliamo omaggiarti con una targa per la tua bella presenza qui ai Penalty Awards e soprattutto perché ci hai regalato 2 momenti meravigliosi di danza. Quindi diamo subito la targa alla nostra Marianna Tomagra in rappresentanza dell'intero gruppo Punto Danza. Posso dire i nomi? Certamente. Ci tengo molto a dire i nomi dei miei ragazzi, ci spostiamo? Sì. Allora, ve li presento velocemente. Federica, Teresa, Grazia, Rachele, Anastasia, Giuliana, Alessia, Adriana e Mattia. Complimenti, Punto Danza da Scordia nella provincia di Catania con le coreografie di Marianna Tomagra. Grazie, 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 complimenti, complimenti a voi. Poc'anzi abbiamo premiato la carriera di un personaggio meraviglioso che è Marco Biagianti e anche quest'anno abbiamo un altro premio importante che si chiama Team Awards e il Team Awards di questa annata 2022-23 va ad Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania SSD, che invitiamo qui sul palco per ricevere il premio e tra poco vi dirò anche chi lo consegnerà. È stata una passerella continua in quest'ultimo periodo, direttore. Tanti premi perché avete fatto veramente una stagione senza parole, 30 punti di distacco, sappiamo benissimo in che modo li avete raggiunti, adesso state lavorando certamente ad un progetto un po' più impegnativo, ma credo che con la stessa energia della passata stagione farete una grande squadra anche in Lega Pro. Sì, intanto buonasera a tutti. È così facile pensare adesso a 31 punti, no? Ma è stato un percorso difficile, perché quando si incomincia dall'inizio, da una rinascita dove non c'è niente, e incominciare un campionato il 4 agosto a Catania con tanta pressione, con tanta storia, con tante persone, non è stato molto facile. Adesso è facilissimo dire 31 punti. Questo è vero.
Adesso ci stiamo organizzando e quindi faremo un campionato sempre all'altezza di Catania e quindi piano piano facciamo le cose. Fatele sempre bene, come credo voi avete nel vostro DNA. A consegnarle il premio di questo Team Awards 2023, un amico del calcio siciliano, una delle voci più pazzesche e meravigliose della televisione siciliana, ha raccontato la stagione del Catania trasmettendo la sua qualità di tifoso ma anche la sua qualità di giornalista, ed invito qui sul palco Angelo Patanè. Angelo Patanè con il suo pazzesco. Ciao Angelo, ben trovato. Angelo Patanè che è un po' infortunato. Leggermente infortunato, però hai detto devo esserci per forza, perché in una kermesse sportiva, tu che hai parlato di calcio quest'anno, era giusta e doverosa la tua presenza. Io Ettore intanto ti ringrazio te, so il lavoro incredibile che c'è per realizzare un evento del genere, so il lavoro che c'è nell'arco di un anno e l'ho scoperto grazie ad una stagione vissuta insieme ad Antonello Laneri, insieme al Catania, per un campionato che non conoscevo, no? Abbiamo dovuto fare anche noi i salti mortali, i corsi di riparazione, però in questo inno alla sicilianità abbiamo potuto raccontare, insieme alla competenza del team del Catania e quello che ha detto prima insomma, il mio collega, insieme a Telecolor, veicolare nel mondo quello che è stato questo scudetto rosso-azzurro. Non ci credevamo, ma siamo riusciti quantomeno in questo intento, e poi la vittoria è un premio che abbiamo condiviso, ma ovviamente non possiamo che tributare il merito al Catania Calcio, al lavoro di Antonello, di tutti quei dirigenti che hanno lavorato alle spalle, così come per te c'è un anno intero di lavoro prima di realizzare un evento del genere. Grazie ad Angelo Patanè. Allora, Angelo Patanè consegnerà il premio Team Awards ad Antonello Laneri, un premio per questa stagione meravigliosa. Consegniamo anche la bottiglia di Tenute Randazzese, non ti preoccupare, ci sarà pure anche per te. La portate a Pelligro, va bene, ok, perfetto. E consegniamo anche al nostro amico Angelo Patanè appunto il premio Eccellenza Siciliana per la sua presenza in questa 10ª edizione, compresa anche la bottiglia di Tenute Foti Randazzese, per brindare ancora di più a questa stagione meravigliosa. Grazie. Grazie a voi. Allora, è un premio importante che non solo condivido con tutti gli addetti ai lavori e anche con chi è stato semplice spettatore di questo evento. Due curiosità però, proprio per dirti la sicilianità e l'eccellenza di essere siciliani. Quest'anno, durante le nostre dirette, ci siamo accorti che ci sono stati due partite che sono state eseguite nonostante eventi importantissimi. Si celebrava per esempio la finale dei campionati del mondo a Dubai, eppure da Dubai avevamo collegamenti in streaming per vedere la squadra di Pellegra, di Laneri. Bruce Springsteen, un concerto planetario mondiale a Barcellona, c'erano i tifosi del Catania che guardavano questo evento. Premio alla sicilianità lo dedico anche a chi ha fatto chilometri e chilometri e chi si è alzato alle 4 del mattino per vedere il Catania. Bravo, bravo, giusto, il Catania nel cuore sempre. Grazie ad Angelo Patanè, grazie al direttore Antonello Laneri del Catania ex SSD. Quest'anno abbiamo voluto omaggiare una nuova serie di premi, ovvero i top player della stagione, a prescindere dal ruolo, a prescindere anche della categoria. Abbiamo ritenuto 2 giocatori top player assoluti della stagione. Abbiamo il top player che invito qui sul palco, che si chiama semplicemente Gabriele Franchina, e il top junior play che si chiama Giuseppe Birardi. Eccolo qua, il giovane Birardi,
è il maturo che ritorna di nuovo qui sul palcoscenico, Gabriele Franchina. Sappiamo benissimo che stagione avete fatto, tu da giovanissimo, ma tu da importante colonna della nuova Egea Virtus. Ok, allora arriva sia per Gabriele Franchina, eccola qui, un'altra seconda premiazione, complimenti per la stagione da top player, mentre per quanto riguarda la stagione top junior play abbiamo la seconda targa che va consegnata a Giuseppe Birardi. Franchina, lo abbiamo detto poc'anzi, ti sei portato a casa 2 premi, migliore difensore e miglior giocatore in assoluto delle intere categorie dilettantistiche. Che soddisfazione! Sì, assolutamente, l'ho detto prima, è una soddisfazione incredibile essere qui e ricevere questi premi. Complimenti, è soltanto l'inizio, mi sa che è soltanto l'inizio. E l'inizio anche per te, Giuseppe? Speriamo bene. Sì, speriamo. Diciamo che è stata un'esperienza unica giocare anche con i più grandi, è anche la mia prima volta. Hai giocato con la Resuttana San Lorenzo. Ho avuto anche esperienze con la rappresentativa e con la nazionale. Ringrazio tutto lo staff e anche i calciatori. In società puntano molto su di te, mi hanno detto. Sì, puntano molto, si sono molto affidati anche a me, quindi li ringrazio molto. Complimenti, in bocca al lupo e buon inizio per la prossima stagione. Grazie ai 2 top player per quanto riguarda il calcio dilettantistico, ovvero Gabriele Franchina e Giuseppe Birardi.